che sto male, guardi, sono ancora sotto shock, quindi Lei ha avuto paura. credevo niente che mi venisse un infarto perché loro erano nel buio. Se li è trovati davanti tornando dalla messa nella sua casa al primo piano di una palazzina in centro a Mansuè, un incontro ravvicinato con due ladri che ha molto scosso questa signora classe 1933 che chiameremo Anna, nome di fantasia, tanto lo spavento e ancora tanta la paura. Sono da poco passate le 6 di sera quando la donna entra nel suo appartamento, soltanto il tempo di appoggiare il cappotto, poi il faccia a faccia. Ho aperto la porta del reparto notte e mi sono trovati davanti. Sì che io li ho visti nella penombra perché la luce era dietro di me. Le torce le avevano tutti e due con la luce riverso al pavimento. Seguono attimi di terrore, la signora comincia a urlare, i due ladri fortunatamente non alzano le mani e cercano una via di fuga. Uno è scappato e non ha parlato, non ho visto in volto, non l'ho visto. L'altro invece che si è reso conto che non mi veniva il fiato, non cosa, e mi ha detto stare calma, non ti faccio del male. Anna trova la forza di chiamare il 112 e alcuni parenti. Ho chiamato i miei parenti, i miei fratelli perché credo di morire, di svenire perché non mi veniva il fiato. I ladri non riescono a portare via nulla, ma restano 2 stanze sottosopra, tanta paura e una insonnia che non va via. E non ho dormito, sono stata su e ho cercato di distrarmi così e non ho dormito.